Parliamo ora di Tribunale di Portogruaro con l'assessore provinciale all'edilizia Giacomo Gasparotto del servizio. Giacomo Gasparotto, assessore provinciale all'edilizia scolastica e anche all'edilizia in genere. Parliamo un attimo di Villa Martinelli, perché l'altro giorno abbiamo dato la notizia in anteprima che in qualche modo il Tribunale di Portogruaro verrà ospitato in Villa Martinelli. E le scuole che attualmente sono lì? Sì, allora intanto chiariamo una cosa, confermo che l'ala B del 25 aprile, che siamo in ristrutturazione, i lavori verranno finiti per Natale, quindi in realtà con l'inizio dell'anno, il 25 aprile, quindi il liceo scientifico può trasferire le aule che attualmente sono presenti in Villa Martinelli nel fabbricato che abbiamo appena ristrutturato. Dopodiché dovremmo ristrutturare l'ala A, e questa l'abbiamo già inserita nel programma triennale, però non sarà per il 2010 ma presumiamo per il 2011, quindi non è proprio domani mattina. Abbiamo concordato con il preside di fare alcune opere di miglioramento sui servizi igienici eccetera. Però una cosa, ricordiamoci che nel palazzo di Villa Martinelli ci sono anche 5-6 aule del Belli. E queste 5-6 aule del Belli comunque... ma allora mi scusi, ma questi studenti dove fanno lezione? All'aria aperta, al parco? No, guardi, allora con il comune purtroppo adesso non c'è un'amministrazione, il comune di Portogruaro, il sindaco e l'amministratore però si dovranno incontrare. La convenzione dice che... Siete voi del centrodestra che avete detto che il commissariato è un bene a Portogruaro, mi perdoni. Sì, la provincia consegnerà Villa Martinelli il momento quando avrà risolto i problemi con le scuole. D'altronde è la stessa cosa che sto vivendo e sto assistendo rispetto al Tribunale. C'è stata un'inaugurazione a San Donato, la Zaccariotto ha detto che quello è il Tribunale del Veneto Orientale, è un tribunale sproporzionato rispetto alle esigenze di San Donato. Un giorno si sveglia un ministro e dice: guardate, lì ce ne va solo uno perché non abbiamo più soldi, voglio vedere dopo come si risolvono i problemi, nonostante le promesse anche queste che saremmo, che sia Portogruaro che San Donato aveva il suo ospedale. Però permettetemi di essere preoccupato, perché questo tribunale non ha più la struttura per funzionare. L'accordo era che doveva andare in Villa Martinelli e l'accordo c'era, eravamo tutti d'accordo ed era adeguato, avevamo mandato via tutta la documentazione sia al Presidente della Corte d'Appello sia al Ministero di Grazia e Giustizia e avevano di fatto avallato l'ipotesi di realizzazione. Però l'ospedale Villa Martinelli si può occupare quando la provincia finisce i 2 plessi del Niego, perché provvisoriamente sono occupati Villa Martinelli, la parte nuova di Villa Martinelli è occupata dagli allievi del 25 aprile che oggi sono dislocati lì in attesa che si ristrutturino i 2 plessi del Niego che poi andranno lì. Se vi ricordate cosa ho detto prima rispetto al patto di stabilità, il primo plesso del Niego, il plesso A, doveva essere consegnato a settembre, se tutto va bene ce lo consegnano a dicembre, ma questo ritarda a settembre del prossimo anno il plesso B. Quindi fate un po' l'ipotesi, i conti voi, che se ci danno a dicembre, cosa che non ci credo più ormai, il plesso A, che a settembre del prossimo anno ci danno il plesso B e gli alunni dovessero andare dall'altra parte, ci troveremo il problema di aspettare un altro anno per risistemare Villa Martinelli o 6 mesi Villa Martinelli per poter trasferire il tribunale. Perché quando è tutto collegato. È tutto collegato.